Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben arrivati anche i nostri ospiti. Ve li presento subito, prima però di incominciare in trasmissione avremo come sempre la nostra rubrica dedicata ai pensionati e agli anziani, insomma sistemare le cose, controllare la propria pensione. Ci può essere qualche errore, quindi fate le vostre correzioni. Ma prima vediamo chi abbiamo in studio qui. Il piacere questa sera, Dario Bond, deputato Forza Italia, ben arrivato, ben ritornato. Filippo Lazzarin, sindaco di Arzergrande, Lega Nord, grazie anche a lei. Alessandro Bisato, segretario regionale del PD, Carlo Valerio, presidente Confapi Padova, Francesco Pontelli, economista, ben ritornato. Grazie. Allora, temi caldi che stanno a cuore moltissime categorie produttive, agli italiani in generale, ovvero quello che potrebbe essere un programma di massima, poi staremo a vedere i prossimi giorni, le prossime settimane, di governo, di accordo, il cosiddetto contratto come è stato definito, insomma chiamatelo come volete, quelli che sono le proposte, le promesse elettorali. Da una parte il Movimento 5 Stelle, Lega, coalizioni Forza Italia, si mette all'opposizione PD, come la pensa? Insomma, unite insieme questo purpuri, che cosa ne viene fuori? Queste proposte sono attuabili, non sono attuabili, piacciono, non piacciono? Insomma, ci sono vari aspetti che possono essere molto interessanti e soprattutto piacciono, tra virgolette, all'economia, all'Europa, possono andare giù all'Europa oppure no, sono attuabili, ritoccare la legge Fornero che sta sullo stomaco a molte persone o mettere un reddito di cittadinanza, una flat tax, è fattibile nel nostro paese? Sono domande che tanti si pongono, vediamo come la pensano i nostri interlocutori che vengono tra l'altro dal territorio, quindi molto operativi, e vediamo appunto che risposte si possono avere. Intanto, parentesi con lo CGIL e torniamo in studio tra poco.